Continua a stupire ogni volta questa visione accesa nella notte, che si presenta improvvisa, un po' assurda, a chi passa su questa autostrada dei trafori. La luce del giorno restituisce spessore e consistenza alle cose, le rimette al loro posto. Ci dice che è il castello di Campoligure in Vallestura, alto sul suo centro storico. Antico, forse antichissimo borgo di confluenza. La sua struttura quadrata, a maglia, legittima l'ipotesi di una fondazione in epoca romana. Ma questi dettagli della sua sintassi costruttiva attestano una crescita in epoca medievale e moderna, intesa a sfruttare la caduta delle sue acque, la ricchezza dei suoi boschi, che hanno mosso per secoli le ferriere dell'età preindustriale, poi filande e tessiture del secolo scorso. Un attivissimo centro produttivo dei secoli andati. Ha conservato intatte certe pagine, tra le più significative della sua storia. Rara, pregevole armonia compositiva di spazi comunitari, segni grandi e più piccoli di un fervore di vita durato secoli, rimasto scritto non soltanto nei suoi archivi. Un paese diverso, con la sua forte identità, fatta anche di un passato che occupa un grande spazio anche fisico, che la comunità si è impegnata a recuperare, a rivitalizzare, prima che diventi, come altrove, una memoria ingombrante. Questo è il suo castello, come era 10 anni fa. E com'è ora, dopo un lavoro di restauro che ha impegnato la comunità non soltanto nei suoi organi rappresentativi e non soltanto economicamente. I lavori hanno riscoperto un rapporto organico tra castello e borgo, che da un lato esalta lo scatto in alto del fortilizio, dall'altro impreziosisce il vecchio tessuto urbano, lo rende storicamente significativo, trasforma il vecchio in antico. Queste sono soltanto delle vecchie case, ma rimesse in rapporto al castello hanno ripreso a raccontare il loro tempo. Molto meglio di prima definiscono ruoli e misurano stature sociali d'altri tempi. Il restauro ha restituito il borgo al castello e il castello al borgo, con queste aperture su 3 lati, con questi camminamenti e viottoli marcati da siepi, che hanno trasformato anche lo scoscendimento più ripido in un verde agibile, godibile, in un parco a ridosso del vecchio borgo diventato più vivibile. Il maschio, quasi sicuramente, è sorto attorno al 1000, come risposta al flagello delle incursioni saracene.
Ma questo tessuto murario, a spirale, queste volte chiuse da ingenue e ingegnose chiavi di volta, paiono il segno di una fondazione più tarda. Da questa altezza la torre controlla visivamente il confluire di strade e valli. Questo corpo esagonale è di molto posteriore. Lo dicono questi segni di una capacità di fortificare e di costruire nettamente cresciuta. Può essere sorto attorno alla torre per aumentarne la capacità difensiva in seguito all'introduzione di nuove macchine d'assedio nel 1300. Anche la cinta muraria più esterna, fortificata da 3 torrioni, può essere stata risposta, ancora più tarda, all'introduzione nell'arte militare della polvere da sparo, che imponeva risposte difensive più articolate e complesse. Ma è più probabile che questa crescita del fortilizio, anche nelle sue strutture interne, sia nata dal bisogno di difendere nel recinto fortificato una popolazione via via cresciuta col crescere della funzione produttiva del paese attorno al XVI secolo. Il restauro ha coperto e reso abitabile il vecchio rudere, con forme e materiali in felice assonanza. Pietra, legno, ferro. I 3 elementi primi del costruire trovano qui coniugazioni semplici e severe e funzionali. Il diffuso calore del legno complementa la fredda nudità della pietra e la rende abitabile. Mentre il ferro accenna, ma appena, alla sua funzione portante, i cristalli delle entrate lustrano i materiali retrostanti. Ma tutto è detto discretamente, con assoluto rigore filologico. Questa differenza dello spessore del muro aggiunto o questa scala a chiocciola, che è scattante funzionalità novecentesca, dichiarano subito il criterio fondamentale del restauro. Tutto ciò che è aggiunto cerca una coniugazione armoniosa, ma resta distinto evidentemente. E così ora il paese ha recuperato il suo cuore più antico, che per il rigore e la creatività del restauro si pone come incentivo e modello di recupero dell'intero centro storico. Anche perché si è adattato, senza forzature,
ad una funzione nuova. È diventato anche spazio coperto adatto, per il suo sviluppo itinerante, a mostre o a spettacoli estivi di prestigio, cui questo recinto merlato può fare degna e suggestiva cornice.